Buongiorno a tutti, siamo qua oggi con il nostro vescovo Corrado che ci ha raggiunto a Lisbona per questa GMG. Lo ringraziamo tantissimo per essere qui con noi e vogliamo fargli qualche domanda che ci aiuti a vivere al meglio questa GMG. Cominciamo subito allora. E come ha trovato il clima qua tra i giovani di Lisbona? Lei è arrivato ieri durante la Via Crucis, insomma, ecco. Sì, sono arrivato alle 11 prima di mezzogiorno, poi ho vissuto la Via Crucis, è stato un momento molto molto bello, sia personalmente l'ho vissuto bene, i testi erano davvero ispirati, ma anche la partecipazione dei giovani che si vedevano attorno a me e si vedevano anche del maxi schermo era davvero molto molto coinvolta, molto sentita e addirittura c'erano momenti di commozione perché sia i canti che i testi che la coreografia davvero era molto indovinata e ha toccato il cuore. Spero che quello sia stato un momento che ha appassionato e ha anche aiutato tanti giovani a partecipare a questa GMG. Grazie. Questa mattina il Vescovo ha celebrato con noi la Santa Messa e ci ha lasciato una parola importante, essere dono. Un tema di questa GMG, appunto, il farsi dono per gli altri, aiutare l'altro a vivere la propria fede e l'essere protagonisti, quindi la vocazione ad esserlo. Vogliamo quindi chiedere al nostro Vescovo come questa GMG può aiutarci appunto a diventare protagonisti, a fare della nostra vita un dono per gli altri, per vivere la propria fede. Beh, può aiutarci anzitutto attraverso i momenti di incontro, di preghiera, di proposta che sono abbondanti in questi giorni, quindi attraverso il messaggio che riceviamo. In secondo luogo attraverso la figura di Maria che ispira questa GMG, si alzò in fretta e andò, Maria che si fece dono, aiuti e può aiutare ciascuno di noi a fare altrettanto. In terzo luogo può aiutare proprio attraverso la presenza di tanti giovani, quindi ognuno che partecipa vede che non è solo a credere a certi valori, ma è aiutato e sostenuto dalla fede, dalla speranza, dalla carità di tanti altri giovani che vivono lo stesso percorso, e questo è un aiuto grandissimo perché come ben sappiamo o camminiamo insieme o nessuno cammina, tutti si fermano, quindi il Signore ha bisogno della fede di ciascuno per aiutare anche la fede degli altri, e questo si vede in modo tutto particolare in queste esperienze delle giornate mondiali della gioventù. Sì, dicevamo tra noi ragazzi partecipanti, ma abbiamo condiviso l'emozione anche con altri, che è bello ritrovarsi qui tra diocesi diverse, tra nazionalità diverse e essere accomunati dalla stessa fede, no? Quindi l'emozione della Via Crucis era proprio quella di viversi tutti insieme lì, nello stesso momento, sotto la stessa croce. Certo, una delle esperienze più belle di queste giornate mondiali della gioventù è proprio questa, sentirsi persone che vengono da 1000 strade diverse, da 1000 paesi diversi, con 1000 lingue diverse, che però sono unite dall'unica fede, dall'unica speranza, dall'unica carità, favorite e fatte nascere e crescere dalla relazione con il Signore Gesù. Questa mi pare sia un'esperienza importantissima. E allora, per concludere, vogliamo chiedere a Sua Eccellenza quale può essere l'augurio per questi giovani che stanno vivendo la GMG, non solo della nostra diocesi. Cosa ci auguriamo, ecco? Beh, a tutti, in modo tutto particolare per quelli della nostra diocesi, che sperimentino davvero la bellezza dell'essere credenti in Cristo, dell'essere Chiesa e del farsi dono, con l'aiuto evidentemente dello Spirito di Gesù, per rendere la loro vita bella e rendere bella anche la vita degli altri. Allora ringraziamo il nostro Vescovo Corrado per la sua preziosa presenza, mai scontata tra di noi. Lo ringraziamo perché ha voluto vivere con noi la Via Crucis, ha voluto celebrare con noi oggi la Messa. Salutiamo i telespettatori della Tenda TV che incontreremo poi nella diretta tra oggi e domani, e niente, ci auguriamo di riuscire a fare davvero tesoro di questa preziosa fretta che Maria ha per l'andare verso Gesù. Bene. Grazie mille a tutti e buona giornata.